Siamo al Castello di Legnano dove si sta concludendo l'incontro tra il sindaco Lorenzo Radice e l'avvocato Franco Brumana sul tema dell'inceneritore dell'ACAM. L'incontro si è svolto al termine di un temporale, quindi il pubblico è stato più o meno di circa 100 persone, gli organizzatori se ne aspettavano sicuramente di più. In ogni caso la serata ha visto i due contendenti esprimere le proprie ragioni a favore e contro. Brumana ha messo in risalto in primo luogo l'antieconomicità dell'operazione e sottolineato che il riavvio dell'inceneritore comporta comunque dei rischi ambientali. Il sindaco Radice da parte sua ha invece ribadito la bontà a suo dire dell'operazione, che vede coinvolte nella Newco, che si chiamerà Neutalia, Cap Holding, AMGA e Agesp. Secondo Radice l'operazione non solo avrà dei benefici ambientali in quanto ridurrà considerevolmente i rifiuti da mandare in incenerimento con il riciclo e tutta una serie di operazioni volte a diminuire l'impatto appunto dell'inceneritore, ma ci saranno anche benefici dal punto di vista economico, perché così si potrà finalmente dare avvio a quella che lui chiama l'economia circolare.